Buonasera, benvenuti a questo nuovo incontro in Ateneo Veneto. Ringraziamo l'Ateneo per l'ospitalità. Questo incontro è organizzato in collaborazione con Agimus Venezia e l'Archivio Vittorio Cini che sostiene questa iniziativa. Inaugura la stagione Agimus e per noi è il primo evento streaming di quest'anno. Ringrazio i protagonisti dell'incontro di oggi, innanzitutto la dottoressa Elsa Fonda, storica voce RAI e fine autrice di testi critici e letterari, il maestro Mario Scarpati, che è un insigne incisore e pittore, e il nostro socio amico professor Paolo Puppa, che vi introdurrà alla presentazione dei volumi di questi due nostri illustri ospiti. In occasione della festa della donna abbiamo pensato di fare un omaggio particolare che passasse attraverso la cultura per riflettere sulla violenza che viene usata sul corpo delle donne e capire le radici culturali di questa visione del mondo che rappresenta purtroppo un tema tragico di riflessione anche per tutti noi oggi. Quindi vedrete l'introduzione del professor Puppa, poi un breve video intenso sulle opere del maestro Scarpati e quindi una riflessione della dottoressa Fonda sul proprio volume dedicato a due importanti pittori del Novecento, Guttuso e Pirandello, Fausto Pirandello. E infine ascolterete un breve brano musicale di Pietro Grattoni d'Arcano, eseguito dalla grande Cecilia Vendrasco, flautista straordinaria e interprete particolarmente amata dai compositori contemporanei. Infatti avrete la possibilità tramite un link apposito di seguire poi tutto il concerto che è all'interno della stagione Agimus, in cui sentirete brani composti espressamente per lei. Il titolo del concerto sarà Linee Regolari e si ispira in qualche modo alle riflessioni sull'arte figurativa che ascolterete durante la conferenza. Io vi auguro buon ascolto e arrivederci al prossimo appuntamento con Enrico Fubini in aprile. Grazie. Buonasera, sono qui per ciacolare brevemente su due cari amici. Uno viene da Napoli come origine ed è un grande incisore, oltre che pittore importante come vedrete, ed è Mario Scarpati. L'altro è un libro sull'arte di due pittori di grande risonanza come Fausto Pirandello e Renato Guttuso, di Elsa Fonda, triestina. I loro destini, Trieste e Napoli, si sono poi fusi chimicamente, sono marito e moglie da quasi mezzo secolo, e si sono poi incontrati e hanno vissuto per anni a Roma anche. Dunque, cominciamo dal primo libro, quello che è Fotomontaggio. Io, come ho detto poco fa all'autore, cioè a Mario, sfogliando le pagine di questa antologia di 40 anni di fotomontaggi, la reazione frequente del mio volto era sorridere dalla bellezza, dalla luce che queste immagini emanavano. Ma c'è da dire questo innanzitutto, che il secolo breve, il Novecento, che abbiamo alle spalle, si può in qualche modo caratterizzare come il secolo del montaggio. Cioè il montaggio è una figura tecnica, ma è anche una figura culturale, sistemica, che può rappresentare questo secolo. In che senso? Il Novecento si inaugura con tre grandi nuove discipline o territori, che sono uno l'antropologia, no? Il primo importante studio di antropologia è del 1871 di Edward Barnett Taylor, The Primitive Culture, che affronta il pensiero selvaggio. Poi nel 1895 l'arrivée d'un train, nella saletta parigina, nasce il cinema. E il terzo momento, nel 1905, il saggio sconvolgente sulla sessualità di Freud, cioè la psicoanalisi.
Antropologia, cinema e psicanalisi, tutti e tre sono accomunati dal montaggio, perché mettono assieme cose diverse, degli assemblaggi, del collage, a partire dall'inconscio e dalla fantasia primitiva. Ma il regista nel cinema, quando organizza un film, fa altrettanto. E qual è la caratteristica del montaggio? Mostrare il mondo come pluralità, come molteplicità. Non c'è l'unicità dell'io. L'io è buttato in un mondo pieno di disarmonie, di disordini. C'è un minidramma, una sceneggiatura teatrale del 1925, di Antonin Artaud, che si chiama Le Jeu des Saints, che mette in scena proprio qualcosa che sembra una anticipazione di questo libro, perché dal cielo piovono oggetti diversi, frammenti di bambole, colonne di un templo, oggetti disparati. E pensate proprio in quegli anni, tra il primo e il secondo movimento surrealista, perché nel fotomontaggio di Mario Scarpati c'è molto surrealismo anche, ed è la famosa immagine metaforica di Max Ernst: prendi un ospedale e sul tavolo operatorio ci appoggi un ombrello e una macchina da cucire. Quindi spiazzamento, effetto sorpresa e pensate lo stesso meccanismo della vertigine che dà in quegli anni del 1910, cioè quel grande romanzo di Rilke, I quaderni di Malte, dove all'io narrante che sta nella stanza arrivano le esalazioni delle patatine fritte, perché c'è una rosticceria sotto la sua finestra, ma anche l'odore dell'alcol, dello iodoformio, che c'è un ospedale dove si muore, quindi cibo e morte, no? La complessità. Uno dei più bei fotomontaggi di questo libro, che è Il salotto fiorito, che è una delizia per gli occhi, vengono in mente proprio alcune figure anche del futurismo di Boccioni, nel senso della strada che entra dentro la stanza, e Boccioni viene nel libro di Elsa citato quando parla del corpo sul divano, c'è il divano che entra dentro il corpo e viceversa. Guardate quante volte Savinio, che è un altro dei riferimenti di queste immagini multiple, corpi che hanno sulla testa elementi di animali e non teste umane, anche Savinio, ripeto, presenta spesso l'uomo sulla poltrona che diventa la poltrona che si umanizza. E c'è questa specie di molteplicità che in qualche modo crea un compromesso positivo tra l'astrazione e il figurativo. C'è una famosa immagine politica di Bertolt Brecht, c'è molto Brecht alle spalle di questi fotomontaggi, che è tra il 35 e il 36 ed è sull'arte astratta. Dice Brecht che davanti a un'immagine di un rosso ci può essere chi si commuove pensando alla rosa che ha appena visto e chi invece si commuove pensando a un figlio distrutto da una bomba. Come dire, l'astrazione è in qualche modo una fuga dall'impegno politico e non per nulla, e questo può aprire anche al discorso che poi faremo su Guttuso, nei momenti di grande tragedia storica, quando la storia con l'S maiuscola si mette in movimento, è difficile in qualche modo puntare sull'astrazione, perché l'artista si sente quasi chiamato a dare testimonianza. D'altra parte si dice che le grandi religioni monoteiste tendono tutte all'aniconismo, cioè l'astrazione sarebbe in qualche modo anche molto legata alla componente ebraica, diciamo, di alcuni grandi artisti, alcuni grandi filosofi del Novecento. Per stringere e chiudere con Mario, due sono gli aspetti, a mio parere, che caratterizzano questi straordinari complessi di immagini, frammenti buttati uno addosso all'altro, che creano una disarmonia
prestabilita, per dirla con Gadda. Da una parte c'è la satira politica. Vengono in mente proprio certe immagini di Gramsci sugli intellettuali, qui cito di nuovo il libro di Elsa, come commessi del potere, cioè la figura dell'intellettuale cortigiano, il paese dell'Italia che non ha avuto rivoluzioni ma controrivoluzioni, e quindi potremmo dire che in questi 40 anni di montaggi multipli sono anche una Berlusconeide, un'epopea su Berlusconi e tutta la sua corte di prezzolati, di comprati, di pagati tra intellettuali e politici. E qui è chiaro il rimando attraverso Brecht a Grosz, agli espressionisti, per cui c'è surrealismo da una parte e dall'altra c'è naturalmente la denuncia, e spesso c'è la satira che ha una funzione anche carnevalesca, cioè molto carnevale. Napoli non per nulla è la sua origine. Pensate a Bakhtin, cioè l'abbassamento. Tanti temi religiosi vengono in qualche modo abbassati, come se mettesse non solo i baffi alla Gioconda, per rifarci un po' a certi modelli dadaisti, ma è la ritualità, è la Chiesa come gerarchia. Cioè non toglie che ci sia un fortissimo sentimento religioso, ma al di là delle istituzioni e delle autorità. E insieme a questo elemento della satira, dove spesso pensate a alcune immagini parlano dell'Italia magica, no? Dove spuntano spesso dei frammenti di ritratti o di foto di uomini politici del tempo. L'altro elemento è la sineddoche, cioè alcuni di questi quadri, questi puzzle, presentano dei temi per rovesciamento. C'è la figura dell'antifrasi, figura retorica, per esempio il tema della pace, titolo pace, ed è tutta una sorta di collezione di armi, di vendita quasi, no? Di armi all'ingrosso. Pensate agli Stati Uniti, il problema drammatico di un paese in cui non si riesce a ridurre l'arroganza delle lobby che vendono armi, no? E naturalmente, essendoci, dicevo, le avanguardie fermentanti alle spalle di questi fotomontaggi, oltre all'espressionismo e agli aspetti politici, c'è anche il surrealismo, dicevo prima. Quindi c'è molto Freud, un Freud che a un certo punto appare in mezzo dei teschi, quindi c'è un atteggiamento ironico verso la psicanalisi, però ne tiene anche conto, tutta una serie di sogni, e insieme una fallocrazia, una falloforia, perché naturalmente nei sogni emerge in maniera evidente il desiderio, certi rimandi a Pompei e alle pitture di Pompei che sono quasi un inno alla vitalità. E spesso c'è la figura del consumismo erotico, frammenti di bocche di donne che sono chiaramente in una situazione orgasmatica, no? Ma mescolati all'orrore o a figure che riguardano invece il tema del morire, perché si mette in scena quasi questa cronotopia multipla, tempi e spazi diversi. Credo che sia un libro intonato perfettamente alla pandemia di oggi, quindi a questo vivere provvisori che tutti ci sentiamo addosso, no? Quindi è un libro che rappresenta molto il 2021. L'altro libro di questa grande donna, che è Elsa Fonda, ed è in qualche modo Elsa è una veterana per la voce, perché ha una delle più belle voci, diciamo, della radio italiana, è stata un'annunciatrice radio-televisiva ed è una donna fermentante a sua volta a fianco di Mario, perché ha una sua attività autorevole di scrittrice, con dei testi particolarmente portati a mescolare il monologo, la scrittura poetica e la figura femminile, una versione laica, la sua, un punto di vista laico, che però è fortemente attratta dalle martiri, dalle mistiche, no? Ricordo un suo testo teatrale molto inquietante su Santa Teresa. Questo libro, oltre che tra l'altro ha fatto l'introduzione molto solidale, molto complice al fotomontaggio di Mario, ma questo libro suo autonomo, che dovrebbe avere una risonanza come merita, ha un titolo pirandelliano, che è una verità, cioè non c'è la verità, ma una verità, una delle tante.
E poi il sottotitolo Le testimoni, perché è centrata su questi due grandi pittori, molto diversi. Uno, appunto, dicevo all'inizio, è il figlio ultimo, il terzogenito di Pirandello, Fausto Pirandello, che nasce nel 1899, muore nel 75, e l'altro, lui nasce naturalmente a Roma, pur essendo nel midollo, diciamo, nei nervi, siciliano al 100%. E l'altro invece è la Bagheria, poi si trasferisce al nord, poi si piazza a Roma, è Guttuso, di una mezza generazione successiva, cioè del 12, muore nell'89, e sono contrapposti, antitetici, ma bisogna fare una premessa. Come il libro di Mario è adatto alla pandemia, il libro di Elsa è adatto a un'altra caratteristica di questi anni cupi, il femminicidio, cioè la violenza del maschio, la debolezza del maschio che si traduce e si esprime nella violenza verso la donna. E c'è quasi una specie di dualismo metafisico alle spalle di questo concetto, cioè l'idea della scissione o del manicheismo tra i generi sessuali. C'è un autore che ricorre ogni tanto tra le righe, viene citato, ma è in qualche modo il cadavere nell'armadio. Questo ebreo, Otto Feininger, che nel 1903 pubblica questo libro che ha avuto un successo enorme in Italia con decine di ristampe, Sesso e carattere, lo stesso anno in cui si suicida. È un ebreo rinnegato, tra virgolette, che si converte al protestantesimo e lancia in una maniera contorta una filosofia abbastanza oscura, ossessiva, neurotica, la contrapposizione, fraintendendo Nietzsche, fraintendendo Ibsen, tra l'elemento maschile che tende all'ascendenza, all'alto, all'unicità, allo spirito, all'anima, diremmo in termini cristiani, e invece l'elemento femminile che è molteplicità, è caos, è materia, per cui se il soggetto vuole eroicizzarsi deve liberarsi della donna. Pensate il futurismo come entra per certi versi, no, in questa dimensione della scissione dal corpo, no? Il corpo deve essere quasi robotizzato. Pensate l'alcova d'acciaio di Marinetti. C'è questa sorta proprio di demonizzazione della figura femminile che è solo corpo, caos, molteplicità, sensi, che va demonizzata. E in questa dimensione atroce c'è una data che ritorna spesso, una data che è 1854, 12 dicembre, se non sbaglio. In altri testi storici è l'8 dicembre, quando Pio IX porta a compimento una tendenza neoplatonica molto forte del cristianesimo con la dogma fissato en plein air e in maniera irreversibile della concezione immacolata. Cioè questa follia per un laico, cioè Dio nasce, si incarna e diventa uomo, da qui il successo del cristianesimo rispetto all'ebraismo, no? Perché nell'ebraismo, come sapete, Dio è invisibile, non si mostra. Nel cristianesimo invece Dio si incarna passando attraverso il corpo di una donna senza però l'atto sessuale, no? Cioè la madre di Gesù ha avuto in qualche modo, è stata fecondata dallo Spirito Santo. Quindi abbiamo proprio una esasperazione, un ispessimento simbolico dell'elemento maschile, la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi c'è questa scissione tra i generi, elemento maschile e elemento femminile, e questa scissione atroce tra l'anima e il corpo. Come si situano i due pittori? È chiaro che Elsa sta tutto dalla parte di Fausto, in quanto Fausto Pirandello è l'apocalittico, il non integrato, l'elemento antipatico, direbbe Sciascia, diceva i veri siciliani noi siamo antipatici, è l'elemento disturbato, anche in casa, nella casa di Pirandello, che non brillava per serenità, perché la casa di Pirandello è la classica famiglia che uccide. Il 1903, l'anno in cui Feininger
prima di ammazzarsi pubblica sesso e carattere. C'è questo trauma nella famiglia Pirandello, perché a moglie di Luigi, Antonietta Portulano, che era una donna molto cupa, molto introversa, molto passiva, che aveva fatto 3 figli in 4 anni, quindi era molto stanca, riceve la notizia che tutta la sua dote immensa era stata dal suocero Stefano, il papà di Luigi, investita in miniere di zolfo che erano state distrutte da una sorta di allagamento, e quindi lei si trova all'improvviso senza la sua dote. Tutta la stanchezza, la depressione, la malinconia si esprime in questa forma di paranoia, una forma di paranoia compulsiva. Lei viene a elaborare una gelosia morbosa verso il marito e soprattutto a pensare che il marito se la faccia con la figlia Lietta, sorella di Fausto, e Lietta proverà a suicidarsi, ma la pistola non riesce, quindi si salva per miracolo. Quindi una famiglia che uccide. In questa famiglia che uccide, Fausto era considerato, direbbe Sartre quando parla in quella monografia su Flaubert, l'idiot des familles, uno stupido, cioè una persona impacciata, una goffaggine sublime. E lui lascia questa famiglia, va a Parigi, si sposa questa specie di modella che veniva dalle campagne della provincia laziale, e quindi è un matrimonio non all'altezza di come poteva essere all'inizio della famiglia Pirandello, che era molto ambiziosa socialmente quando erano ricchi, no? Tutto al contrario di Renato Guttuso, che invece sposerà questa nobildonna Mimise, che era già sposata con un aristocratico molto ricco, e fa tutta una vita verso l'integrazione, apocalittico integrato, per dirla con Umberto Eco. Ed è un personaggio che è alla page, cioè che riesce a cavalcare il potere, a farne parte, sarà senatore, sarà pieno di foto lui, sempre con grandi personaggi, grandi pittori, grandi uomini politici, cioè un uomo alla page. E si sente in Elsa una forte simpatia, in senso etimologico, nei riguardi di Fausto. E anche perché poi, tra l'altro, questo meridionale trapiantato a Roma tratta le donne come oggetti. Cioè, una cosa che mi fa notare Elsa, che a me era sfuggita nei quadri di Guttuso: le donne hanno sempre grandi culi, come dice senza eufemismo, e piccole teste, e soprattutto non si vede la faccia della donna. Anche quando c'ha degli specchi, certi quadri, la donna si guarda allo specchio, lo specchio non raddoppia il volto, ma lo cancella ulteriormente. C'è una rimozione della psicologia femminile, perché in fondo c'è questa specie di assimilazione del dualismo, dicevo, metafisico, che trova nel fascismo la massima espressione. Angelo in casa, la madre, e puttana fuori, il sesso. C'è una divisione del lavoro: in casa hai la donna azienda, fuori hai la donna corpo. Nella famiglia di Pirandello, una delle ragioni dei turbamenti di Fausto, come anche di Stefano è l'altro figlio maschio che fa lo scrittore, uno scrittore diciamo modesto tutto sommato, nonostante il padre abbia fatto di tutto per aiutarlo, che i figli assistevano alle feroci battaglie tra i genitori, che ogni tanto si esplodevano in quella casa, urla disumane, ma avevano delle riepacificazioni da amanti, perché tra Antonietta e Luigi c'era una fortissima chimica sessuale. E quindi dice Stefano, in alcune sue lettere e in una commedia in particolare lo mette in scena, noi assistevamo impotenti e spaventati a quello che Freud chiamava la camera parentale, cioè vedere la madre, che di solito è associata all'angelo, come donna concupiscente, che era un'immagine sconvolgente. Mentre Guttuso oggettiva la donna, la rende bambola, oggetto commerciale, e in più ha questi quadri di enorme successo popolare, una specie di, come dire, un fattori pop, no? Pensate, dalla crocifissione del 41 fino all'ultima, alla Vucciria, passando poi attraverso la fuga dall'Etna o la battaglia
del ponte dell'ammiraglio. Ci sono queste specie di mescolanza, dicevo, tra Paolo Uccello, Guernica di Picasso, cioè la capacità di trovare delle trame visive fortemente empatetiche con il pubblico di grande successo, quadri fortemente commerciabili, vendibili. Dall'altra abbiamo che cosa? Il gelo, l'antipatia. Certi autoritratti di Fausto ricordano un po' anche Lucien Freud, cioè il disagio, il disattardamento. Quando compaiono dei bambini con i loro giochi viene l'angoscia, perché sono dei giochi proprio algidi, come dire, figli di famiglie che uccidono. Come possono giocare per cercare di distrarsi dalla disperazione, dall'angoscia? C'è un quadro senza donna, padre e figlio, che sembrano proprio farti gravare e sentire l'assenza di calore di questa famiglia. È come un'autobiografia in pubblico, un diario di un disagio. Ma in compenso, ecco l'elemento forte, tu hai che cosa? Questo elemento contadino delle tate di provincia, queste donnone gigantesche, con degli scorci alla mantegna vertiginosi, presi da angolazioni diverse, non frontali, e spesso fra di loro intrecciate in strane conversazioni silenziose. E c'è la figura proprio matriarcale della cariatide. Sono delle donne mostrate a volte prima o dopo anche l'atto sessuale, con delle gambone che richiamano anche Masaccio. Masaccio è quello che elimina il neogotico, perché fa capire che i corpi stanno sulla terra, hanno un peso, no? Sono grandi questi corpi femminili e hanno un loro mistero, fanno pensare in certi momenti anche a Gauguin, alla donna esotica. Hanno un certo mistero, una certa severità. Pensate che nella vita artistica privata Pirandello padre, che voleva fare il pittore anche, ed era un pittore di paesaggi abbastanza modesto, invidiava il genio pittorico del figlio e ha provato a dirottarlo verso la scultura. Gli aveva imposto all'inizio, io ho conosciuto Pierluigi, che è il figlio, che è mancato di recente, che era un uomo delizioso, il figlio di Fausto, raccontava che appunto il padre aveva subito dal nonno tentativo di dirottamento verso la scultura, e resta però questo carattere anche quasi etrusco, come dice giustamente Elsa, queste figure statuarie, silenziose, che guardano senza nessuna concessione alla simpatia, ma tengono la casa come delle cariatidi. E qui chiudo facendo quasi una sorta di interpretazione di questo libro. Nel 1903 scoppia la follia in casa Pirandello e nel 1919, dopo tutta una serie di scontri feroci, finalmente Antonietta è messa in casa di cura, cioè in manicomio, dove muore nel 59. E Fausto è legatissimo alla madre. Forse in questi quadri, queste figure femminili, io le chiamo le badanti o le badesse, le tate laziali, prese a volte in questi scorci con degli elementi ogni tanto surreali. Ci sono dei piedi che non c'entrano niente, delle scale che sembrano termini barocchi, no? Avvoltolarsi nello spazio. Si effettua che cosa? Una eudaimonizzazione della madre. Cioè Antonietta non sorride, la madre di Pirandello, neanche i figli. E lui ha questa fortissima pietas per la madre, una pietas impotente, non può salvarla. In queste donne così serie e così però pacificate, sembra quasi che l'elemento meduseo o da Erinni abbia trovato la sua eudaimonizzazione, è diventata una madre pacificata e protettiva. Grazie. Vedremo adesso un video che riguarda i fotomontaggi di Mario Scarpati.
Gli aerei liberatori, durante la Seconda Guerra Mondiale, bombardavano la sua Napoli, dove è nato nel 1939. Pioveva cenere nell'ultima eruzione del Vesuvio. Da quelle realtà nacque in lui l'amore per solitudine, buio e silenzio. Protetto dai genitori, al ragazzo la città metropolitana offriva esperienze uniche. Dopo il diploma all'Istituto d'Arte Francesco Palizzi, ottenne l'incarico all'Istituto Statale d'Arte di Salerno. Nel 1958 iniziò ad incidere gli straccioni del suo quartiere, recite in cui emergeva solenne la presenza umana. Aderì per 30 anni all'Associazione Incisori Veneti. Per Giorgio Trentin, con assoluta padronanza del mestiere e raffinata capacità tecnica, fa la radiografia di verità segrete. Colpisce la straordinaria, generosa, sofferta partecipazione alle sorti delle genti. Aprì in casa una piccola stamperia. Il milanese premio Diomira per i giovani lo rivelò in campo nazionale. Antonio del Guercio lo ritenne tra i più raffinati e interessanti incisori italiani contemporanei. Nel 1972 vinse la medaglia d'oro alla Terza Biennale Internazionale della Grafica di Firenze. Nel 1977 sposò in Campidoglio Elsa Fonda, conosciuta alla Galleria Canova di Roma. Vinta la cattedra di ornato disegnato al IV Liceo Artistico della Capitale, in 20 anni fondò un gabinetto delle stampe per i migliori allievi che ancora lo cercano. Nello studio dell'Etrusca Capranica incise piatti in ceramica, creò gioielli in argento, scolpì, dipinse. Nel 79 disegnò i Cavalieri Solitari, che per Sergio Miniussi e Dino Formaggio inclinavano verso Goya. Fra l'82 e l'83, per l'Accademia di Belle Arti di Lipsia, li traspose in 45 straordinarie punte secche, che nel 98 donò al Museo Nazionale della Stampa di Città del Messico. In Italia c'era già la congiura del silenzio contro la bellezza. Raccontò il rito sacrificale della storia occidentale, morti impennacchiate al ritmico cadenzare delle ossa, bizzarro teatro con suono e movimento. Si fa carico delle sorti dell'uomo, commentò Giorgio Pressburger. I paperi dell'universo in rovina furono pugni nello stomaco, anche per amici. Secondo lo storico delle religioni Alfonso Maria di Nola, i tragici Pulcinella sono gli uomini del potere, i generali, i costruttori di armi distruttive, i signori del nostro destino che inghiottano i deboli nell'inesorabile cancellazione storica. Scarpati denuncia, ascende a chiara coscienza e nel mescolamento delle immagini riesce a renderci, forse meglio di ogni pagina di scrittura letteraria, gli abissi che emergono intorno a noi e invita a meditare sul nostro attuale destino. Per il filosofo Giacomo Marramao era come se l'artista accettasse l'equazione platonica di segno grafico e morte. Diceva di essere morto. Si era nominato principe delle ombre. Grigore Arbore Popescu, in occasione della personale all'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest nell'83, notò la sua estrema coerenza
in un momento in cui gli accenti tragici sono evitati. Continua un percorso non privo di difficoltà, un tempo affrontato da artisti della levatura di Kollwitz e di Grótz. Nell'87 il Comitato norvegese del Nobel per la pace, in occasione della sua mostra all'Istituto Italiano di Cultura di Oslo, gli espresse gratitudine per il modo in cui adopera i suoi enormi poteri artistici al servizio di questa importante causa. Nel 1994 si trasferì al nord. L'Italia è una bara e Trieste è il suo coperchio, sintetizzò. La città dal mito asburgico lo ignorò. Lui acquistò un nuovo torchio. Trascrisse l'invivibilità della ritualità italiana. Aggressioni, scontri, prelati e poveri cristi, animali e diavoli. Un vortice di scheletri, elmi chiodati, artigli, teschi. Proiettili e falli simboleggiavano la guerra stupro. Nel 97 espose Bestiario di fine millennio al Castello Aragonese di Ischia, presente l'amico Mario Moia Palencia, ambasciatore del Messico a Roma. Luigi Tallarico scrisse che Scarpati castigat mores, come pochi artisti superstiti, custodi minoritari di una grande tradizione. Secondo Vitaliano Corbi, chiama a raccolta i mostriciattoli di Bosch, gli scheletri e i diavoli di Dürer, i cristi pustolosi di Grünewald, gli sconci borghesi di Grótz, il Minotauro di Picasso. Il suo repertorio iconografico, simile al deposito di un trovarobe, gli serve per mettere in scena le sue storie. Allestito il suo teatro della violenza e dell'orrore, si esibisce, con la disinvoltura del virtuoso, sul filo dell'incredibile. Tuttavia le sue non sono menzogne, ci fa comprendere più cose del mondo di quante ne sappiano insegnare gli arcigni custodi del vero. Nel 2010 l'antropologo Vittorio Lanternari paragonò le sue opere alle antiche Apocalissi. L'artista si identificava con l'angelo giustiziere, ma non crede alla catarsi. Grida al mondo che la seduzione di Satana non è finita. L'Europa civilizzatrice seguita a vendere al sud selvaggio armi e mine prodotte dal nord. Nel 2012 i De Luca Editori d'Arte gli stamparono una monografia. Enrico Crispolti invitò a leggere l'eccezionale disinvoltura, l'acutezza virtuosistica del segno inciso. L'elegante volume, donato ad istituzioni, intellettuali e critici, non ebbe riscontro, neanche grazie. È la moda, al nord e al sud. La punta secca, tecnica aristocratica e difficile, mal s'intona con la piatta produzione estetica del regime. Unica eccezione, l'invito alle ultime 8 biennali internazionali di incisione, fortemente volute da Vladimiro Elvieri a Cremona. Nel 2020, su segnalazione del presidente John Reed, è nominato membro onorario del Prism Print International di Londra, con cui espone a Stoccolma. Per il mondo pandemico pubblica questi fotomontaggi. Il fotomontaggio nacque a Zurigo, esilio di anarchici, nel 1914 in una birreria.
Dada, balbettio infantile, non significava niente, ma diceva di attaccare l'arte borghese. Provocatori. Picabia espose una cornice vuota. Duchamp mise i baffi alla Gioconda. Nella sconfitta a Berlino del 18, il Dada discuteva d'arte in rapporto con la politica. L'effimero Max Ernst lamentò: «Gli intellettuali tedeschi non possono fare cacca né pipì senza ideologie». Bastava vendere. Si riteneva sbucato fuori da un uovo che sua madre aveva deposto in un nido d'aquila e che il rapace aveva covato per 7 anni, il che spiegava l'aggressività maschile nel rapporto fra i due sessi. Ideale era la Russia, dove gli artisti dell'EF, Fronte di Sinistra delle Arti, favoleggiavano che il proletariato avrebbe conquistato il potere. Infatuati di lotta di classe e America, al punto da cambiare nome. L'orfano John Hatfield, educato in collegio, andò in guerra, si iscrisse al Partito Comunista e vi militò 50 anni. I fotomontaggi hanno accompagnato segretamente Scarpati dal 1980, facendone una maniera di dire la verità in forme critiche, con coraggio. Da noi il genere non è mai decollato. Hanno fortuna vignette, fumetti, pubblicità. Poca la satira politica. Nemmeno dopo il 68, che voleva l'immaginazione al potere. L'artista colma questo vuoto, rispedisce al mittente mistificazioni e menzogne. Armato di forbici e colla, scompone e rimonta foto. Coi fotomontaggi scava, indaga. Ne ha scelti 120. Vengono in mente le 120 giornate di Sodoma, che la Bibbia racconta distrutta da una pioggia di fuoco per punire i colpevoli. Il marchese de Sade, per aver teorizzato sessualità trasgressiva e libertinaggio, passò 30 anni in prigione e morì in manicomio. Pasolini fu assassinato, si volle far credere, da un ragazzo di vita, probabilmente per aver abbinato le 120 giornate di Sodoma a Salò, sede del governo della Repubblica Sociale Italiana. Scarpati si è assunto la responsabilità di raccontare con una specie di incantamento 40 anni della nostra storia non gloriosa, per tentare di capire. Testimone prezioso, vede ciò che siamo. Narra un tempo lontano per esaltare con sdegno, ironia, carica eversiva e surreale i vizi del presente. Coinvolge quelli che riescono ad avvertire l'urlo, il dissesto universale. Entrare nelle sue opere, che riguardano eredità e identità, comporta raccoglimento. All'origine, mistero e magia erano parte della vita. Esisteva simbiosi tra sacro e profano, oggi preclusa. L'artista ci fa assistere in maniera giocosa a un'incredibile Italia delle meraviglie, visioni e sogni, incubi ad occhi aperti. La dimensione spettacolare gli consente di caricare i toni, ricorrere ai paradossi, capovolgere la tragedia nel grottesco, la denuncia nello sbelleffo. Si definisce secentista, ma, come osserva Fulvio Senardi, la sua è un'affascinante storia per immagini, maturata sulla realtà politico-sociale. Anni più stimolanti 2004, 2008, 2009,
2013, 2014, 18, 19, 2020. In sintesi, il lungo governo del cavalier Berlusconi, crisi mondiale non solo economico-finanziaria, grande recessione, perdita di fiducia. Tolte dal contesto delle riviste illustrate, le foto si colorano di significati imprevedibili, sconcertanti. Le ritocca, vi disegna con inchiostri e pennarelli. Deforma, stravolge, non crede alla redenzione di diseredati e oppressi. Dice: se i miei soggetti sono terrificanti, vuol dire che il mio scopo è raggiunto. Gli uomini, un tempo misura di tutte le cose, non sono più protagonisti nell'Italia provinciale. L'atmosfera, manovrata da politici ripugnanti, è spettrale. Il clima è fosco. Intrighi, complotti, catastrofi, crudeltà, pazzie, dossier di stragi impunite e verità non svelate. Rivelarle esige un gioco dissacratorio. Scarpati racconta miserie, non speranze, che per lui stanno nell'accusa, nella satira sferzante, nel sarcasmo bruciante e corrosivo. L'angoscia esistenziale è ormai senza decenza. La confessione perdona peccati imperdonabili. Dostoevskij ammoniva: la bellezza di cui non siamo più capaci, ma che abbiamo ereditato, è la sola che può salvare il mondo. Leonardo insegnava: con le pitture parleranno gli uomini agli uomini, e chi non punisce il male comanda che si facci. Ma l'arte non raffigura più nulla, è astratta, cinetica, comportamentale, concettuale, concreta, informale, programmata, povera. L'umanesimo non c'è più. Scarpati lo impone con colori capricciosi e inquadrature bizzarre. Realista intenso e visionario, spesso orrido, recupera i grandi del passato. Rende omaggio a Bosch, Caravaggio, Ensor, Kafka, Picasso e a Papa Formoso, processato da cadavere nel IX secolo e gettato nel Tevere. La mondiale dissacrazione del mercato, colossale fabbrica di illusioni, mastodontica lanterna magica, aveva bisogno di clienti che non capissero. Così fan tutti, furbi, imbroglioni, tatuati, certificati da selfie. L'artista grida la sua indignazione per il malcostume dilagante con maschere dal ghigno sgangherato in grottesche sceneggiate. Parevano strane. Ora, i volti nascosti da mascherine, siamo tutti ombre dalle finte recite. La modernità malata cura negozi, bar, ristoranti, apre discoteche e chiude scuole, premia il mediocre, non vuole testimoni. Siamo allo sfacelo, al confronto ultimo e brutale. Inondazioni, frane, incendi, confusione delle stagioni e, soprattutto, corruzione degli uomini. Svanite le utopie, a rivelarsi essenziale è il corpo, soggetto a follie, torture, persecuzioni, massacri. Ovunque c'è odore di morte, milioni uccisi da fame e sete. La civiltà bimillenaria era retta su due pilastri: differenza dei sessi e dualismo anima-corpo. Le anime si sono perse nei bisogni dei corpi, oggetti del desiderio maschile, seni e sederi,
calze a rete, vestiti a spacchi. Dal marasma desolato emergono mani e occhi indagatori. Veneri, cortigiane, modelle, bambole, chimere, sirene, arpie, dive. Nudi lascivi esplodono in una bellezza carnalmente prepotente. Nei corpi opulenti e disfatti, denudati, stuprati, il segno diventa sussulto, fremito agonico. Alla fine ricorre a frottage, sfregamento, cancellazione, come se il movimento ripetuto indicasse ossessione. Testimone inconfondibile e incorruttibile, mostra piaghe e viscere. La vita ormai non conta nulla. La solitudine non è scelta, ma costrizione. Tutti distanziati, corpi e anime. Un virus invisibile e silenzioso giustifica la mancanza di relazioni, contatti, amore. Impone distacco, separazione, lontananza, espulsione, rinuncia. L'ultimo fotomontaggio chiede a una donna: dove vai? Forse la disperazione illude le aurore del mondo. Dopo questo contributo visivo, la mia presenza qui è proprio dovuta alla gioia di parlare finalmente del mio libro I corpi delle donne, ma voglio pubblicamente ringraziare Letizia Michelon, Paolo Puppa e l'Ateneo Veneto che ci ospita. E noi veniamo da Trieste, la città del Nosepol, dove da 27 anni facciamo cultura a nostre spese. Ma veniamo a questo libro che ho stampato 4 anni fa e non può vedere la luce perché le case editrici non mi rispondono e tante persone, anche importantissime, non mi rispondono. Ebbene, c'è tanta ingiustizia nei confronti delle donne e io colgo questa occasione per me importantissima perché vorrei partecipare con voi alcuni concetti che ritengo fondamentali. Secondo me la civiltà europea è retta su 2 principi: la differenza dei sessi e il dualismo anima-corpo, quando invece è il corpo a provare emozioni. Quanto al sesso, è vero che gli uomini sono diversi dalle donne, ma è vero che uomini e donne sono necessari uno all'altro. Io penso che, scoperto il merito di fecondare, ma impossibilitati a generare, i maschi maturarono la violenza. E in questo mio libro ho scritto alcune anticipazioni, secondo me, indispensabili a capire questi concetti fondamentali. Cioè, con l'inizio della scrittura, Omero fissò proprio i valori, i cosiddetti valori della nostra civiltà, cioè l'uomo forte e la donna bella.
I greci inventarono tanti dei, naturalmente Ercole, Ares, dio della guerra, ma soprattutto Zeus, l'archetipo del padre famiglia, che per conquistare fanciulle si trasformava in cigno, toro, pioggia, eccetera. Un altro concetto fondamentale, un'altra invenzione, dal mio punto di vista vi dico quello che io penso, Ulisse, questo maschio borghese che alla fine dei 10 anni di guerra ne consuma altri 10 prima di tornare a casa, e vagabondando per avventure amorose. Un altro modello è la moglie Penelope, la quale sta a casa, fedele e guardiana della proprietà. Cioè, secondo me, la mitologia è carica di crudeltà e di violenza. Pensiamo ad esempio a Roma, fondata la storia dei due gemelli, figli di Rea Silvia, stuprata appunto da Marte, dio della guerra. Ma veniamo alla nostra storia, dal nostro libro, che è la Bibbia, e a Mosè che impose: non avrai altro Dio all'infuori di me. Il delirio, secondo me, di onnipotenza attribuì valore solo al seme. Quando nel 313 Costantino vede in cielo in hoc signo vinces, con questo segno vincerai, ebbene il segno era la croce, Padre, Figliolo e Spirito Santo. La madre non c'è. La donna fu solo o Madonna o Eva. E le messe ancora oggi obbligano al Padre Nostro, al Credo e all'Eucaristia, che praticamente celebra il momento più alto della messa: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Cioè, la cosa fondamentale dal mio punto di vista è il corpo. Ed è proprio il modo in cui viene trattato il corpo che, secondo me, determina la violenza che nella storia è stata fatta sulle donne e ci ha portato adesso a un femminicidio ogni 3 giorni. Ricordiamoci come dopo la peste del 1348 ci fu ovviamente la rinascita, che si chiamò Rinascimento. Il famoso uomo vitruviano, il famoso David di Michelangelo, questo Mister Universo. Cioè, i maschi hanno sempre ribaltato con la loro forza economica il ruolo della donna e abusando del corpo della donna.
Riforma e Controriforma avevano le stesse streghe, sante puttane nel 600, i lumi ombreggiati dalla stessa violenza. Troviamo questo stesso abuso nei confronti delle donne che segue appunto nei secoli. La Francia imperiale contro l'Italia risorgimentale, che ha visto il meraviglioso momento dei macchiaioli per quanto riguarda la pittura, e secondo me Pirandello e Guttuso rappresentano proprio l'uso, ripeto, o l'abuso che è stato fatto sul corpo della donna, perché con la Francia imperiale c'è stato l'impressionismo che ha spogliato le donne mostrandole cocotte, mentre invece in Italia i macchiaioli mostravano le campagnole che lavoravano la terra, che zappavano, che anche si permettevano qualche volta di leggere, e qualche bambina addirittura scriveva. Il 1848 sappiamo benissimo come è andato a finire, sappiamo benissimo le varie rivoluzioni come sono andate a finire. Posso dirvi che questa mia lunghissima analisi mi ha confermato che gli uomini hanno sfruttato anche la cultura proprio invece che cercare la verità per trovare la pace, la convivenza fra i sessi, hanno trovato invece l'occasione per giustificare la differenza fra i sessi. Per cui nel 1896 c'è ad esempio questo articolo che secondo me fu molto importante, il sogno del futuro dominio dei letterati. E nel 1907 assassinio speranza delle donne, cioè per i futuristi è normale che i vincitori giungano fino allo stupro, e per il fascismo poi dichiarato l'unica soluzione al problema universale è l'arte al potere. L'arte non è innocente se viene adoperata dai maschi per dare, per plasmare, per forgiare una mentalità che riguarda le favole, riguarda la moda, riguarda la storia, riguarda tutti i campi del sapere e anche del divertimento. I maschi hanno usato la loro intelligenza per condannare proprio le donne a essere solo corpi, al punto che siamo arrivati alla morte delle emozioni. Vi ho detto, secondo me il corpo è emozione, cioè senza il corpo non può esistere l'emozione.
La scissione anima-corpo è assolutamente falsa per me. Ma io ho parlato moltissimo nel mio libro di Fausto e di Guttuso per mettere a confronto non fagioli e patate, ma due siciliani di origine vissuti a Roma. Li distanziavano pochissimi anni, ma fondamentali, perché la Roma di Fausto era la Roma socialista e del femminismo, mentre la Sicilia di Guttuso era la Sicilia del latifondo. Il papà era un agrimensore. Io vorrei dirvi tantissime cose, ma posso parlarvi soltanto con parole, perché la SIAE naturalmente non permette che si vedano le immagini. Posso dirvi quello che ho capito io, cioè che anche la sinistra, a cominciare dalla Comune parigina, per non parlare della rivoluzione francese, che siamo finiti con Delacroix, la libertà che guida il popolo, fatta vedere da una donna che capeggia dei maschi, ma è rappresentata coi seni al vento. Purtroppo è quello che farà Guttuso. È convinto, come fece Persico nel 1934, il socialista al milione a Milano, convinto che la sinistra teorizza che il corpo della donna è quella, appunto, è il corpo nudo, è il corpo che risponde al desiderio maschile. Vorrei dirvi anche il grande peso che ha avuto il papato in questa costruzione di questo modello. Nel 1854 l'Immacolata Concezione, per non parlare dopo la guerra, nel 1949, la scomunica dei comunisti, che ribaltava e ha ribaltato definitivamente la capacità di giudizio tra bene e male. E nel 1950 il dogma dell'ascensione del corpo, e ci risiamo nuovamente, perché la Chiesa impone questo concetto drammatico, il corpo della donna. Nel 1950 il corpo della donna che sale al cielo, quando nel cielo avevamo visto, io sono del 1935, avevamo visto sfrecciare gli aerei che bombardavano le città. Vorrei che questo libro avesse la possibilità di essere
letto e conosciuto non per me. Io volevo donarlo, volevo farlo conoscere non perché l'ho scritto io, ma perché ci ho messo tanti anni, ho dedicato tanto del mio tempo come contributo a tentare di capire perché le donne che erano all'inizio considerate veneri, e l'arte testimonia questo con le tante statue preistoriche, come le donne siano così mal ridotte. Ma io ho capito che c'è stata una forza incredibile, una somma di uomini che hanno scritto, che hanno teorizzato, e pittori che hanno mostrato. Io veramente non ho parole. Credo che Fausto Pirandello, con queste sue contadine sfinite, distrutte dalla fatica, dal caldo, dal dolore, riesca ad essere pur essendo lui maschio, ma amando tanto questa sua mamma così infelice, così sfortunata, abbia saputo difendere le donne. Io nel mio piccolo ho tentato di mettermi dalla sua parte e purtroppo non ho tante speranze, perché vedo tante difficoltà. Oggi è la festa, si dice, la giornata della donna, e credo che dopo i giorni saranno tutti uguali e le donne saranno ancora uccise. Vi ringrazio.